Borgoricco fa da apripista, comune pilota per un'iniziativa destinata ad essere replicata anche da altre amministrazioni del territorio. Si chiama reddito di reciprocità, cioè contributi comunali in cambio di prestazioni di lavoro in favore della collettività. È un progetto che cerca di rompere quel legame di assistenzialismo che si può creare nel momento in cui il comune eroga dei contributi e cerca di instaurare un legame di reciprocità. Quindi diamo i contributi a soggetti in marginalità, in situazioni di marginalità sociale, in cambio però chiediamo delle prestazioni d'opera in favore del comune. Dal giardinaggio alla cura delle aiuole e dei giardini delle scuole all'asporto dei rifiuti dei cestini. Una sorta di baratto sociale che sottostà al principio di il comune ti aiuta e tu di conseguenza aiuti il comune e gli altri cittadini. Gli utenti a cui è rivolto questo servizio sono persone disoccupate, inoccupate e anche percettori di pensione minima. Questo per andare incontro sia a chi in questo momento è fuori dal mercato lavorativo, magari e soprattutto a causa del coronavirus, ma anche a chi prende una pensione minima e vuole comunque in qualche modo collaborare e offrire il proprio servizio a favore della comunità. Un bando che aprirà tra pochi giorni con un finanziamento iniziale di 30.000 euro. Ai destinatari andranno contributi proporzionali alle ore prestate per un massimo di 400 euro per 60 ore. L'amministrazione coprirà l'assicurazione e li doterà di un kit di identificazione.